Ciao Michele, parlaci della tua formazione musicale. Allora, formazione musicale direi poco canonica da un certo punto di vista, nel senso che non mi sono formato come compositore in maniera lineare, perché ho iniziato prima con il pianoforte, che tra l'altro è uno strumento con il quale ho sviluppato un po' di amore e odio, e fa un po' ridere che siamo qui a discutere, a parlare di un brano pianistico, che tra l'altro è il primo brano pianistico in cui io mi sento a mio agio, mai scritto. Ti dicevo, una formazione poco canonica perché nonostante ho iniziato molto presto proprio con il pianoforte, poi c'è stato un divorzio molto veloce. Insomma, all'adolescenza ho scoperto il rock, la chitarra elettrica, e da lì si sono sviluppate due strade, perché ci sono stati diversi amori musicali, quindi il conservatorio e gli studi accademici di composizione sono arrivati un po' tardino, diciamo, no? Dopo il liceo. Ho studiato a Cagliari i primi anni e poi mi sono formato praticamente in maniera completa al Conservatorio Verdi di Milano, e diciamo che riconosco un maestro, cioè la guida principale che mi ha seguito, nonostante ho comunque potuto usufruire di un ambiente estremamente aperto, soprattutto a Milano, estremamente coinvolgente, anche di libertà di poter vagare tra gli insegnanti. Comunque la maggior parte del tempo l'ho speso con Gabriele Manca. E poi 2 anni all'Accademia di Santa Cecilia, il corso di perfezionamento con Ivan Fedele nel 2015. Questa è la formazione, diciamo. Ok, allora entriamo un po' nel dettaglio all'interno del progetto in cui sei stato inserito, questo studio per pianoforte dal titolo Beatsetude Black and White Beats. Vuoi parlarcene un po', come è nato, a quando risale, tutto diciamo, il percorso di questo lavoro? Sì, è l'inizio di un qualcosa di nuovo per me, ma di nuovo perché ti ripeto, il pianoforte è sempre stato uno strumento un po' da amore e odio per me, no? L'ho amato per certe cose, l'ho odiato per certe altre, ed è la prima volta in cui mi ci confronto in maniera più seria. Ma il procedimento compositivo con cui insomma sono arrivato alla musica è abbastanza usuale per me, perché c'è uno start, un input, in questo caso molto legato all'improvvisazione, cioè a un'improvvisazione però assolutamente poco raffinata, proprio perché l'idea principale di questo, che dovrebbe essere l'inizio di un numero, circa 4-5 studi, che tra l'altro poi passerò anche, e ho già cominciato a scrivere per altri strumenti, sempre con questo tipo di punto di partenza, con questo tipo di approccio. Ti dicevo, l'improvvisazione un po' come gioco. Io ho lavorato anche tanti anni con i bambini e mi ha sempre stupito l'immediatezza gestuale del bambino, ma in questo caso il bambino che è in me, se vogliamo, che può portare al suono in maniera piuttosto casuale, ma semplicemente attraverso il movimento, un movimento che inizialmente è casuale, ma che poi io in qualche modo formalizzo e strutturo secondo, diciamo, la mia estetica musicale. Per cui in questo caso beats
ha diversi significati, no? Beats è proprio anche come colpo. In questo caso proprio il primo studio ha a che fare proprio con una manualità molto infantile, molto ludica, dalla quale poi parto. Poi c'è anche tutta una serie di procedimenti. Io sono abbastanza abituato a lavorare con micro appunti che prendo in continuazione, audio, video, carta, qualsiasi tipo, che poi mi lascio alle spalle e vado a ritrovare. E in questo caso sono andato a ritrovare proprio delle vecchie improvvisazioni che avevo, come dire, su cui avevo lavorato proprio nel mio momento in cui ero molto a contatto con i bambini. Per cui in questo brano c'è un aspetto molto giocoso, molto ludico e molto anche strutturale, se vogliamo, perché poi da lì parto, ma poi diventa tutto molto diciamo una narrazione musicale particolarmente puntuale. Ok, mi viene da chiederti anche quali sono stati i tuoi maestri di riferimento storici, visto che abbiamo parlato anche dei riferimenti a Ligeti a proposito di questo studio. Beh, per il pianoforte nel Novecento per me gli studi di Ligeti sono un punto inarrivabile, cioè io non credo che sia solo per me, tuttora secondo me costituiscono un punto di riferimento sia per gli esecutori e sia per i compositori, in tutto e per tutto, non sono superati. Parlando di un pianoforte comunque diciamo approcciato in maniera tradizionale, per cui senza preparazioni, senza elettronica, il pianoforte nudo e crudo, così com'è, è uno strumento proprio piuttosto monolitico e anche che io ho sempre visto dal punto di vista quasi come un oggetto sacro, no? Quasi con un timore reverenziale piuttosto importante. E per la letteratura pianistica secondo me è fondamentale, e soprattutto gli studi di Ligeti. Poi se parliamo di influenze compositive in generale, io sono molto attenta a quello che succede adesso tra i giovani, tra i più giovani di me anche, perché trentenni, ventenni, e vedo che c'è una proliferazione di stili, di approcci musicali e un grandissimo eclettismo da parte di molti, che a me affascina molto. Forse non è così evidente nella mia musica, ma per me è molto importante la capacità di fare un po' una somma di tante influenze. Ti parlavo anche della mia formazione, qui il jazz per esempio è stato importantissimo, gli studi di jazz, gli studi così come gli studi della tradizione classica allo stesso punto. Riguardo invece la Sardegna, in qualche modo ha influito sulla tua produzione, sulla tua formazione, sia dal punto di vista, diciamo, come luogo, ma anche dal punto di vista della musica, ecco, popolare? Difficile da dire, è un luogo con tante contraddizioni, tante cose belle. Diciamo che il mio immaginario musicale sicuramente si è formato osservando i luoghi che mi circondavano, osservando questo cielo, osservando questo sole, osservando questa sabbia, e quindi il mio legame ovviamente è forte, anche perché penso di aver trovato tantissimi spunti musicali nell'osservazione proprio della natura, quindi
la natura che ci circonda qui è una natura comunque estremamente significativa, nel suo essere spoglia, nel suo essere invece talvolta estremamente, come dire, comunicativa, come può essere il mare. Dal punto di vista strettamente della formazione lavorativo, purtroppo non posso dire di aver ricevuto moltissimo. Per il resto c'è stato comunque anche durante il mio periodo di studi sicuramente anche un interesse per la musica tradizionale. Probabilmente proprio quando ero a Milano ho sentito molta nostalgia e ho potuto colmarla attraverso lo studio e la conoscenza della musica tradizionale, che però non è mai poi alla fine entrata in un procedimento artistico, è rimasta lì come qualcosa di molto molto bello ma da non toccare, ecco. Ok. Vogliamo salutarci con una domanda che faccio un po' a tutti, che è: come vedi il futuro della musica? Il futuro della musica? Accidenti. Difficilissima domanda. Il futuro delle musiche probabilmente. Il futuro della musica legata al consumo, va da sé che c'è una grandissima mercificazione, una grandissima sovrapproduzione di cose, c'è molta più facilità nel produrre, e quindi tanti prodotti non sono sempre necessari, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda invece la musica di cui ci occupiamo noi, il futuro secondo me è molto buono perché si sta anche secondo me un po' recuperando dopo la pandemia la possibilità di rimanere a contatto tra compositori e esecutori, che trovo che sia sicuramente forse il punto più importante di questo lavoro, cioè la possibilità proprio di confrontarsi. C'è una facilità nel poter viaggiare, questa cosa la sfruttiamo e può essere sicuramente proficua per crescere, per le collaborazioni future. Certo è che appunto noi abbiamo sicuramente bisogno di un grande scambio. Ecco, parlando della Sardegna, se posso dire una cosa di cui abbiamo sicuramente bisogno, è di confrontarci, di non ergere i nostri muretti a secco, di non pensare che questo sia il centro del mondo. Abbiamo sicuramente bisogno di poter avere delle influenze esterne, di aprirci all'esterno, perché credo che sia l'unico modo perché la musica possa avere un futuro, cioè continuare a collaborare senza chiudersi in delle nicchie ristrette. Soprattutto la Sardegna potrebbe dare questa facilità, ecco, no? Questo approccio molto autoreferenziale. Un bellissimo pensiero, ti ringrazio. Grazie a te, ciao. Ciao.